A Lorenzago di Cadore un episodio del genere non era mai accaduto, l'epilogo tragico e inimmaginabile. Una rapina stile arancia meccanica ha sorpreso nel sonno Angelo Mainardi, 82 anni, calzolaio in pensione, che viveva da solo in un'abitazione a pochi passi dalla chiesa illuminata dal volto di Papa Wojtyła e dal municipio. Siamo in via Riva e al 190 che abitava il signor Angelo Mainardi, persona molto conosciuta qui a Lorenzago. In questo momento ci sono gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale di Belluno che stanno eseguendo i rilievi all'interno dell'abitazione, dove nella notte tra sabato e domenica all'incirca attorno all'1:30 il signor Angelo è stato vittima di una rapina compiuta, si pensa, da tre persone, da tre individui mascherati con il volto coperto sicuramente da passamontagna. L'anziano è stato legato e forse malmenato dai malviventi che sono fuggiti con il denaro raccimolato in casa, all'incirca 200 euro. Attorno alle 4 del mattino Angelo Mainardi è riuscito a liberarsi, ci raccontano i parenti che abitano nella palazzina attigua. Ha chiamato l'ambulanza, ha chiamato i carabinieri, il medico l'ha visitato, ha detto che i parametri erano tutti normali, che non serviva andare in ospedale. Verso mezzogiorno il maresciallo dei carabinieri di Vigo di Cadore è tornato da Angelo, la cognata gli ha portato il pranzo pronto, poi il dramma. Alle 2 mio marito, che ballava la neve, è entrato in casa a vedere com'era, era in faccia morto. Il corpo dell'uomo è stato portato all'obitorio di Belluno, dove saranno eseguiti gli accertamenti disposti dalla magistratura. Nell'abitazione di Angelo Mainardi, posta sotto sequestro, per tutta la mattina hanno lavorato i carabinieri del nucleo investigativo di Belluno, che hanno raccolto elementi utili alle indagini. Un paradiso in terra a Lorenzago di Cadore, dove tutti oggi sono sotto shock. Io vengo dalla città, in città è all'ordine del giorno, ma qua in paese è scioccante. Lo conoscevo bene, purtroppo. Speriamo che non succeda più, perché qua adesso si ha anche un po' di paura. Siete tutti sconvolti? Per forza, un paesetto piccolo così, ci conosce tutti e poi nel modo come è stato fatto sta roba, impressionante, una persona buona, sempre lavorato tutta la vita, siamo tutti sopra proprio.